Sono oltre 300 gli stabilimenti balneari liguri danneggiati. La mareggiata della scorsa settimana ha colpito le strutture e di riflesso l'intero sistema turistico. È il primo parziale bilancio emerso nell'incontro tra gli operatori del settore e l'assessore regionale al demanio Marco Scajola. I balneari hanno chiesto provvedimenti urgenti in sede nazionale e la proroga della Bolkestein, che portando a solo 2 anni l'orizzonte delle concessioni rende di fatto impossibile il rientro degli investimenti per la ricostruzione degli stabilimenti distrutti. Ci attendiamo anche che l'assessore Scajola, che è anche il coordinatore del tavolo del demanio a livello nazionale, colga l'occasione proprio per questa situazione di particolare gravità, chiedere che il governo intervenga al più presto per definire la questione delle concessioni a livello nazionale, perché da questo dobbiamo partire. Non possiamo più aspettare tempi, lungaggini, burocrazie, perché il mare abbiamo visto che non aspetta nulla. Intervenuto in diretta su Telepace, Licordari ha poi ricordato che le strutture balneari, almeno nel caso di Lavagna, hanno un altro ruolo determinante, la difesa della linea ferroviaria. A me non risulta che ci siano altre linee ferroviarie che colleghino Roma con Milano, passando sulla costa, passano tutte da Lavagna. Se si interrompe questa linea c'è un danno di natura economica che non immaginiamo neanche. La mia struttura balneare, ad esempio, è stata a difesa della linea ferroviaria. La Regione ha assicurato che spingerà nei confronti del governo per l'uscita dell'Italia dalla direttiva europea. Scajola si è anche impegnato a snellire la burocrazia per velocizzare le procedure, mentre l'assessore allo sviluppo economico, Andrea Benveduti, ha annunciato l'imminente attivazione di un numero verde per contatti e richieste e ha ipotizzato una linea di sostegno analoga a quella già fatta per le aziende danneggiate dal crollo del Ponte Morandi.